L'anima genovese di Natalino Otto, forse quella meno conosciuta al grande pubblico, ma anche alcuni brani che lo hanno reso famoso prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, passando dalla censura del regime fascista al successo sul palco dei primi festival di Sanremo. Chiavari e l'associazione O Castello hanno reso omaggio all'artista che per primo portò lo swing in Italia. Lo ha fatto con due artisti, Valeria Bruzzone ed Enrico Testa, che da anni portano in giro per la Liguria parte della vasta produzione di Natale Codognotto. Questo è il nome con cui l'artista nacque a Cogoleto il giorno della vigilia di Natale del 1912. Siamo onorati di essere qua per celebrare Natalino Otto, che noi amiamo. Abbiamo fatto un paio di dischi a suo tributo e portiamo avanti questa tradizione, essendo nata io a Cogoleto proprio come l'artista in causa. Sì, devo dire che in effetti l'idea del progetto è nata da Valeria, che essendo di Cogoleto e nel 2012 c'era la ricorrenza del centenario dalla nascita di Natalino Otto, abbiamo iniziato questo lavoro che poi appunto ha prodotto 2 pubblicazioni di CD nel 2012 e 2014 e una serie numerosa di concerti. Ad impreziosire la serata, oltre alla presenza di un pubblico attento e partecipe, anche quella di una persona molto legata a Natalino Otto, la figlia Silvia, che nel 2011 ha raccolto i taccuini e le memorie del padre in un libro. È stata una grande sorpresa anche per me, anche perché ritrovo 2 persone che conosco, 2 artisti fantastici che ci conosciamo da 11 anni, che è Valeria Bruzzone ed Enrico Testa, e quindi poi parlavano di mio padre come non esserci.